La riemigrazione corrisponde, a mio avviso, a un principio molto semplice, che ogni terra ha il suo popolo e ogni popolo deve avere la sua terra. Questa è una politica per bambini, è un libro per bambini, sono racconti fiabeschi come quello della rimigrazione, che fa il paio con i porti chiusi, che fa il paio con tante scemenze che ho sentito fino ad oggi, che sono tante cose belle. E poi potremmo parlare sull'idea dell'immigrazionismo, sul quale io sono assolutamente contrario, è una follia. È chiaro che bisogna non solo parlare di propaganda, la remigrazione in parte è propaganda, in parte è la popolazione che non ne può più, perché poi è questo. La remigrazione è il grande tema di questi giorni, ne parlano tutti, spesso in maniera molto critica, è anche il grande argomento che spinge Roberto Vannacci e non solo. E voglio parlarne oggi con qualcuno che so che insomma qualche dubbio lo ha espresso, più su Vannacci che sulla remigrazione, però anche sulla remigrazione, e poi con qualcuno che invece la remigrazione la sostiene. Do il benvenuto intanto a Giorgio Bianchi. Grazie Giorgio, sono molto contento di ritrovarti. Ci siamo visti insomma nella tua trasmissione su Radio Radio, ora ci ritroviamo qui da noi a Galt. Assieme a Giorgio Bianchi c'è intanto Filippo De Idda, che non solo fa parte di Futuro Nazionale, ma non sono due realtà che si intersecano, anzi sono due realtà separate, in realtà con anche delle differenze, però fa parte anche del Comitato Remigrazione e Reconquista, che è quello che ha organizzato la famosa manifestazione di Roma. Io voglio partire da Giorgio Bianchi e sentire la sua opinione su i due temi, cioè la figura di Vannacci e poi questo tema della remigrazione. Io la figura di Vannacci l'ho seguito fin dall'inizio, sono stato uno dei pochi che proprio qui a Radio Radio, quando si ipotizzò, cioè anzi quando Vannacci diede l'annuncio di marciare per proprio conto, a- così l'ho dato tra il 10 e il 15%. C'era il professor Rinaldi, che so che è entrato in Futuro Nazionale, eurodeputato della Lega, appunto transitato poi in Futuro Nazionale. Lui rimase un attimo un po' sorpreso, però disse all'epoca, da interno alla Lega, che non era un'ipotesi così peregrina, insomma. Quindi io Vannacci l'ho visto con il vento in poppa fin dall'inizio, sembrava quasi un po' l'uomo della provvidenza per portare avanti determinati temi. Ho fatto un evento insieme a lui che doveva essere più un confronto, ma poi alla fine è stato un po' più un comizio di Futuro Nazionale. Mi sarebbe piaciuto interagire appunto su determinati temi, però non per motivi legati a Vannacci, ma più che altro per il moderatore. Poi alla fine non v'è stato modo. Quindi io non ho nessuna pregiudiziale nei suoi confronti come persona, perché tra l'altro ho conosciuto un militare, un colonnello che è mio amico, che me ne ha parlato come persona, quindi non è che io ho dei pregiudizi. Io per mia natura tendo ad essere molto diffidente in una politica lideristica, personalistica. Sto vedendo che inevitabilmente, un po' come le api, insomma, si stanno addensando, insomma, attorno a questo movimento tanti soggetti, perché è facilmente ipotizzabile che vi saranno alte possibilità di entrare in Parlamento nella prossima legislatura, quindi chiaramente ci sono motivi opportunistici. E come tutti i partiti ormonati, io li chiamo così, no? Io li chiamo i pulcini ormonati. Noi quando andiamo al supermercato e compriamo un pollo, in realtà compriamo un pulcino ormonato, vale a dire un animale che ha pochi mesi di vita, che sembra enorme perché ha ricevuto gli ormoni. Ecco, un po' come Fratelli d'Italia, che era un partito del 4% e oggi si ritrova al 7%, un po' come i 5 Stelle, che erano un partito del 0,% e poi si sono ritrovati al 30%, come la Lega stessa, e come prima di loro Renzi. Insomma, sono tutti partiti che si gonfiano e si sgonfiano a secondo di cosa decidono i media e soprattutto oggi i social media. Quindi questo è quello che io vedo un pulcino che si sta ormonando, in cui ci sono sicuramente delle persone valide, ma in mezzo ci stanno tanti altri scappati di casa, gente che secondo me non ha né arte né parte, che fiuta la Però un possibilità. partito
mi chiedo, un partito è fatto anche un po' così, no? Dentro i partiti ci sono tutti, come nei movimenti, c'è quello buono, quello meno buono, quello più onesto, quello meno, Ma non è un quello... punto, Francesco, scusami, permetti di interromperti. Non è questo il punto. Io sono ancorato a idee diverse. Io vedo la Russia, vedo la Cina, vedo lo stesso Iran, vedo gente che ha fatto una carriera politica, che partono dall'amministrazione del condominio, poi partono nel piccolo e poi salgono piano piano man mano che acquistano competenze. Infatti lo spessore delle classi dirigenti di quei paesi oggi è inequivocabile. Qui da noi oggi la politica gioca tutta sui media, si gioca tutto su un incontro di wrestling ridicolo, un po' una roba per bambini, che è quello che vediamo in televisione, in cui proprio oggi in radio dicevamo che se io fossi in Vannacci, cioè alla Gruber, alla Costa Magna, alla Bianca Berlinguer, direi proprio ma chi ve ci ha mandato? Cioè se non esistessero li pagherei io della gente per farmi quelle domande e per farmi trattare in quel modo, perché questo è proprio ciò che crea l'incontro di wrestling, è quello che infervora gli animi dell'una e dell'altra tifoseria, che poi è la gente che va a votare e che tiene lontano anni luce persone come me dalla politica. È un po' oggi ho fatto l'esempio un po' del libro per bambini, no? Cioè se tu, io quando vado a comprare i libri per mio figlio vado nelle librerie per bambini e trovo il Conte di Montecristo, trovo Zanna Bianca, trovo Robinson Crusoe e trovo libri che sono di 20 pagine quando il libro per gli adulti è a 500, 600, nel caso del Conte di Montecristo anche Certo. 1000 pagine. Questa è una politica per bambini, è un libro per bambini, sono racconti fiabeschi come quello della rimigrazione, che fa il paio con i porti chiusi, che fa il paio con tante scemenze che ho sentito fino ad oggi, che sono tante cose belle. E poi potremmo parlare sull'idea dell'immigrazionismo, in cui io già ci siamo detti in trasmissione l'altro giorno, sul quale io sono assolutamente contrario, è una follia, è esattamente il contrastare, è un'ideologia che non ha attinenza con la realtà, allo stesso modo in cui la remigrazione non ha attinenza con la realtà, serve Vo- soltanto per tenere in piedi l'incontro di wrestling in cui l'unico che comanda è l'impresario che organizza l'incontro. Vorrei sentire Deid su questo, perché lui invece, Sì. io Filippo lo conosco da tempo, io credo sia una persona di grande valore, di grande spessore culturale e intellettuale, diciamo, veniva alle mie trasmissioni già quando eravamo su un'altra rete che non nominerò, Mm. eh, però insomma, e penso che sia una persona, una di quelle di cui la politica ha bisogno, no? A prescindere dalle sue idee, che la larghissima parte condivido, però poi è uno molto preparato e anche molto onesto nel suo impegno. Quindi voglio sentire, Filippo, cosa rispondi a Giorgio, che è un'altra persona di cui io ho stima e di cui conosco la trasparenza, il coraggio e l'onestà. Allora, in primo luogo, giusto mi prendo solo un secondo per una piccola precisazione, perché anche sui media io vedo tanta confusione sul Comitato Remigrazione, Futuro Nazionale, eccetera. Quindi una precisazione giusto per mettere i puntini sulle i. Il Comitato Remigrazione ha fatto tutto da solo, è costituito da un insieme di comunità che non si nascondono, sono presenti sul sito del comitato, che sono Casa Pound, la Rete dei Patrioti, che è la comunità a cui faccio parte io, e VFS Brescia e Bresciani. Quindi queste sono le realtà che hanno portato in strada, che hanno raccolto 150.000 firme per la remigrazione e che hanno sfilato sabato a E Roma, che non c'entrano con sabato Futuro 13 giugno. Nazionale. Esatto, Futuro Nazionale è un partito appunto neonato che dà dei messaggi, a mio avviso, a titolo molto personale positivo. Io mi sono tesserato, come in passato mi ero tesserato e candidato con Italexit e poi con il Movimento Indipendenza, che adesso peraltro, dopo altre varie vicende, è anche confluito e ne sono contento in Futuro Nazionale, quindi a titolo personale spero insomma, di seguire questa nuova vicenda anche con Vannacci, che al congresso fondativo del partito ha dichiarato che Futuro Nazionale non avrà una politica di immigrazione, non avrà un capitolo nel programma sull'immigrazione, ma uno sulla remigrazione. Quindi io personalmente sono abbastanza, credo che sia interessante questa cosa. Sul fatto di quello che diceva prima Bianchi sulla remigrazione, intanto mi sono segnato la remigrazione è una cosa bella,
tanto segniamola. Ho sentito dire è una fiaba, quindi è una cosa bella e realizzabile. Intanto partiamo dal concetto che è una cosa bella, perché intanto bisogna, come dire, destrutturare, secondo me, la narrativa che c'è sulla remigrazione per come viene presentata dai media, che viene presentata come la deportazione, l'aiuto, cosa stanno facendo, vogliamo massacrare milioni di persone che vivono in Europa o cose brobriose di questo tipo. La riemigrazione corrisponde, a mio avviso, a un principio molto semplice, che ogni terra ha il suo popolo e ogni popolo deve avere la sua terra. E molto banalmente si dimentica spesso, anche visto che siamo poi in Italia in un diciamo, paese cattolico e per me l'identità cattolica è anche molto importante, una cosa che diceva anche Benedetto XVI, ovvero che ci si dimentica spesso il diritto a non emigrare. Che ha La ricordato anche il remigra- Papa, che ha Anche il ricordato anche Papa il Papa Leone. Leone, Esatto. Quindi diciamo che la remigrazione corrisponde a due necessità. In primo luogo, e comunque da italiano, da europeo, è quella che sento più impellente, la necessità dei popoli europei e del popolo italiano di autoconservarsi in quanto tali, perché non si può fare nessun discorso sull'immigrazione, sull'accoglienza o su nessun altro principio se dei flussi migratori arrivano a, come dire, a raggiungere un'entità tale da minacciare l'esistenza stessa di una certa nazione, la consistenza stessa di un certo popolo. E in secondo luogo anche a poter offrire a quei molti immigrati che sono qui, magari legalmente, ma che sono qui per necessità economiche, quindi avrebbero anche, come dire, il desiderio di tornare in patria, la possibilità di poter tornare in patria. Quindi la remigrazione è semplicemente un processo che non vedo perché non possa essere considerato pragmaticamente realizzabile, in cui essenzialmente si dice, in primo luogo, chi non ha diritto di stare qua non può stare qua, già anche per le norme vigenti, i clandestini, i flussi di clandestini. Una volta che qualcuno entra illegalmente in Italia o in Europa, essendoci entrato illegalmente, non può restarci a tempo indefinito senza che lo Stato faccia nulla, aspettando poi magari che arrivi il Sanchez di turno e che faccia la sanatoria da no, no, ma 500.000 questo mi è posti. chiaro. Ti interrompo, scusami per dire due cose e poi sento la tua, poi torno da Giorgio. Intanto, voi siete due persone che hanno idee, diciamo, due retroterra culturali Mhm. differenti, però a un certo punto, come del resto il mio, però a un certo punto, diciamo, le strade si intersecano perché tutti più o meno abbiamo fatto a vario titolo parte, insomma, o ci siamo riconosciuti in posizioni di dissenso in un certo momento storico, no? Sulla questione del Covid, ovviamente, sulle guerre, quindi penso che siamo su posizioni molto simili. Proprio per questo mi interessava fare questo confronto, perché qui credo che sia ancora più valido rispetto al confronto con Vannacci stesso, perché Vannacci fa un partito, fa il suo, no? Fa quello che si deve fare per fare un partito oggi, cioè usa anche gli strumenti che la contemporaneità ti mette a disposizione. Invece Filippo De Ida è uno che cioè, non ci guadagna, c'è un lavoro suo, non credo che lo faccia per andare in Parlamento, lo fa perché ci crede. E allora, però Filippo è anche vero che certe critiche di Giorgio Bianchi alla politica e anche a questa politica io insomma mi toccano perché io penso poi quando Futuro Nazionale avrà i suoi senatori e deputati, no? E poi dopo i problemi Sì. rimangono sempre quelli, c'è l'Europa, ci sono i giudici, c'è l'opposizione e abbiamo visto anche l'altro giorno persino Papa Leone che pure aveva fatto questo discorso sul diritto di restare a casa, tutte queste cose, ha detto la remigrazione non è cristiana, lo ha detto uscendo dal palazzo in due Sì, sì, secondi così una risposta, però sai, poi io sarei anche curioso di vedere cosa gli hanno detto della remigrazione, no? Perché non credo che si ma sia messo sì, lì a leggere certo, Martin adesso Sellner, si sarà trovato magari qualcuno della CEI che gli ha detto della deportazione. Però, e chiudo, è anche vero che pure su questo, cioè, adesso tutti parlano di remigrazione, però chi sa davvero che cos'è sono pochi. Io mi pregio di sapere almeno l'idea, diciamo, originaria, se non altro perché ho fatto l'introduzione all'edizione italiana del libro di Martin Sellner.
Quindi l'ho letto, quindi capisco e io condivido quella proposta, cioè un processo molto rispettoso di tutti, che non prevede l'AIS per strada, ma un altro tipo di atteggiamento e che in realtà mi sembra anche molto come dire, sovrapponibile a certe cose che ha detto il Papa. Cioè, quando il Papa dice, l'attuale pontefice dice, bisogna che gli stranieri, no, siano grati a chi li accoglie, si comportino, cioè, se non è un elogio dell'assimilazione quello lì, no, ti lascio concludere, poi Certo. sento la risposta di Giorgio. Sì, no, ma allora, un paio di punti. Sulla politica dei media, wrestling e quant'altro, lì non credo, in certo senso, se non facendo così un po' di cultura, di controinformazione dal basso, non possiamo farci molto. Così funziona il gioco e, come dire, secondo me abbandonare le armi e pensare che qualunque partito che si affermi visto che i suoi rappresentanti vengono invitati nei talk show, eccetera, sia per questo, come dire, da escludere dal novero delle potenziali positive novità, sia un po' disfattistico. Quindi, secondo me, bisogna dargli credito. Cresce con gli steroidi, futuro nazionale è vero, in un certo senso è positivo, a mio avviso. È fisiologico, questo comporta dei rischi, che ci sia l'assalto alla diligenza da parte di persone che appunto potrebbero essere non molto, cioè non molto in linea anche con certi contenuti ideologici, programmatici, ideali che si possono, secondo me, ritrovare. E fa parte anche questo della natura delle cose, non c'è molto da stupirsi. A mio avviso Vannacci con la sua tradizione, la sua carriera, il suo operato e anche la sua, come dire, non ricattabilità economica, visto anche il successo noto che ha avuto il libro, può essere una figura di Una garanzia contro figura di queste garanzia. derive. Allora, ti fermo un attimo, è chiara la risposta, perché voglio buttare un po' di benzina sul fuoco, solo un istante, perché adesso vi presento l'altro ospite che ci ha raggiunto. L'ospite in questione è niente meno che Marco Rizzo, il quale con Vannacci ha avuto avvicinamenti e allontanamenti, e poi voglio sentire anche la sua, sia su Vannacci che sull'immigrazione, ma faccio intervenire prima Giorgio Bianchi per dire qualcosa, rispondere anche a Filippo De Ida. Cioè, ti ha convinto, Giorgio, quello che hai sentito? No, assolutamente no, perché io ieri ho avuto il piacere di avere ospite in trasmissione Alberto Negri, no? Alberto Negri è quello che io definisco spesso l'adulto nella stanza, no? Cioè la persona che ha esperienza pratica di vita, che conosce il mondo, che conosce i meccanismi. Anche lui, quando abbiamo parlato di remigrazione, si è messo a ridere, dice basta che conosci un attimo il mondo e come funziona il mondo e sai che tutto questo non è possibile. Io ci ho avuto varie esperienze in tal senso, ma questo purtroppo rientra nella nostra dimensione post-storica. Noi purtroppo viviamo completamente in una dimensione post-storica, non stiamo più nella storia da decenni e quindi tutti i discorsi sono un po' discorsi da bambini, perché ciò che è bello dal punto di vista ideale non è detto che sia realizzabile e continuare a dire sì, va bene, ma è disfattista, noi dobbiamo avere i sogni, inseguire i sogni è esattamente il discorso che fanno le anime belle dall'altro lato, che dicono dobbiamo accogliere tutti, è un'idea meravigliosa, il villaggio globale, sono idee meravigliose, ma stanno appunto nel campo delle idee. Poi c'è il mondo reale che è fatto di regole, è fatto di meccanismi, è fatto di burocrazia, è fatto di esseri umani, di persone, è fatto di guerre che vengono scatenate. Lo Ma stesso per te non generale si può o non si deve fare l'emigrazione? Questo non ho capito. allora, la remigrazione già esiste il Eh. concetto di rimpatriare, quindi non è che è un qualcosa che si sta inventando e ci sono partiti al governo che l'hanno propugnato questo concetto, hanno addirittura propugnato il blocco dei porti e non hanno realizzato niente. E non è perché sono scemi o incapaci, perché quello che tu proponi in campagna elettorale poi non lo realizzi. Trump aveva detto che avrebbe fermato la guerra in Ucraina in una notte, no? La guerra in Ucraina va avanti. Avrebbe detto che non avrebbe mai più fatto guerre e ha scatenato una guerra folle in Iran. Cioè, tu dici le cose, poi il mondo va da un'altra parte, prendi i voti e poi accadono i disastri. Cioè, il discorso di essere nella storia, cioè noi dobbiamo capire che noi dobbiamo ritornare nella storia. Se noi domani ci dessero, l'Europa ci desse miliardi, la Cina ci desse miliardi, la Russia ci regalasse gli idrocarburi e gli immigrati sparissero dalla faccia della terra,
tu avresti gli italiani che continuerebbero tranquillamente a non fare figli, avresti gli italiani che continuerebbero a vivere nell'edonismo e nel carrierismo, perché Su questo sono d'accordo. questo edonismo e questo carrierismo permane esattamente nei schieramenti di destra e di sinistra, e le anime belle o anime brutte, se vogliamo rimanere nelle terminologie che si offrono oggi a impasto alla gente, per me sono tutte anime belle, continueranno a dire le loro scemenze che non hanno attitudine con la realtà. Noi dobbiamo spiegare alla gente che la vita è fatta di sacrifici, che l'edonismo è finito, che la storia si muove e che se tu non ti dai una mossa, quelli che stanno nella storia ti fanno il mazzo. Quelli che arrivano qui da noi non è che sono peggiori di noi, sono migliori di noi. Ma lo sapete perché sono migliori di noi? Perché è gente che vive nella storia, sono lupi cecoslovacchi, e noi con loro abbiamo problemi perché noi siamo carlini, non riusciamo a competere, quindi li dobbiamo fare fuori perché non riusciamo a competere sul loro stesso piano. Quella è gente che a 20 anni ha già vissuto 40 vite, che ha già fatto 40 lavori, che quando arrivano qui ci fanno il mazzo. Noi non è che dobbiamo espellerli teoricamente, noi dovremmo imparare da loro, dovremmo rimparare da loro ad essere lupi, dovremmo competere con loro sullo stesso piano, dovremmo imparare, insegnare, scusate, ai nostri ragazzi, scusate, anziché il violoncello e anziché fare il corso di teatro, a fare le opere di idraulica, di muratura, gli elettricisti, insegnare a menare le mani, ricominciare a fare figli, perché se la ragazza veniva stuprata negli anni 50, non è che aspettavi il magistrato, lo stupratore dopo 3 minuti si ritrovava sotto casa 7 fratelli con Però tutti non i suoi credo che amici, gli questo sia facevano un mazzo così. sia così diverso dalla visione che ha Deida. Voglio sentire Marco Rizzo su questo. Beh, un po'. Beh, mi sembra che Alcune ci sia un cose po' di sì, scusami. mi sembra che ci sia un po' di confusione. Allora, proviamo a dirla così. Il tema della globalizzazione ha cambiato il mondo. La fine della storia proposta da Fukuyama era una gigantesca balla. Le nazioni emergenti con la globalizzazione andranno avanti. Tra 10 anni le prime 3 economie saranno nell'ordine India, Cina e Stati Uniti. La Germania sarà al 10° posto, unico paese europeo, e l'Italia sarà al 24°, 25° posto, cioè siamo precipitati. Il compito della politica, a mio modesto parere, dovrebbe essere quello di impedire o perlomeno ritardare o perlomeno rallentare questo declino. Dentro questo declino c'è la necessità di una politica che sappia programmare, che sappia prevedere, che sappia ad esempio che in Africa ci sono 1.570.000.000 di persone, che ogni anno nascono 50 milioni di persone, ne muoiono 13, quindi vuol dire che in Africa nasce la Francia ogni 2 anni. Quindi è chiaro che bisogna non solo parlare di propaganda, la remigrazione in parte è propaganda, in parte è la popolazione che non ne può più, perché poi è questo, e ne ha parlato anche il Papa. Il tema è capire che sviluppo può avere l'Africa. L'Africa deve essere data agli africani, quindi l'Occidente, le multinazionali, tutti quelli che intervengono pesantemente nello sfruttamento dell'Africa devono essere impediti. Purtroppo l'Occidente ha ucciso tutti i leader africani indipendenti, da Thomas Sankara a Patrice Lumumba, per arrivare a Saddam Hussein e a Gheddafi. Quindi il problema, come dire, è tutto nostro. Il problema è che il popolo italiano, i popoli europei, sono come un panino, si trovano sotto le multinazionali che hanno il peso, no, delle banche, della finanza, non pagano le tasse, sotto, no, hanno il peso di questo esercito industriale di riserva, che serve ad abbattere i diritti dei lavoratori in Italia, che serve a cancellare lo Stato sociale, cioè le conquiste del secolo scorso. Io adesso non so se sono più bravi di noi o meno bravi di noi, e non so neanche se la soluzione sia quella di competere, perché il problema è avere delle normative, non deve entrare più nessuno. L'integrazione, data come elemento anche culturale, non ha funzionato, deve arrivare a un altro termine, quello della assimilazione. Chi è assimilato può stare, perché è possibile che arrivi persone che vogliono lavorare, che si vogliono comportare. Questo è molto simile al concetto della remigrazione. Beh, è un combinato discorso. La remigrazione di per sé da sola mi sembra un po' troppo di propaganda, perché poi bisogna avere il coraggio, il tema della politica, anche di fare le cose che si sono dette. Se tu dici che fai il blocco navale e poi fai un flusso che entrano 500.000 di immigrati regolari, sì, è quello che ha diventa detto un problema. Giorgio. Se tu hai la CGIL che vuole abbreviare i tempi, forse perché hai CAF,
abbreviare i tempi per dare la cittadinanza da 10 a 5 anni, così che ci saremmo ritrovati, se passava quel referendum, 2 milioni e mezzo di immigrati regolari a quel punto in più, avevamo chiuso la scuola, la sanità, lo Stato sociale. Quindi la Svizzera ha fatto un referendum, la Svizzera è forte, ha fatto un referendum contro l'euro digitale e a favore, diciamo, del contante in Costituzione. Poi adesso ha fatto un altro referendum, ma l'hanno perso, perché era quello di dire in Svizzera ci stanno solo 10 milioni di persone, non di più. E per un pelo è stato sconfitto quel referendum, ma in Svizzera possono fare i referendum propositivi, in Italia la Costituzione li vieta. Però il tema è presentissimo, quindi io ho sentito l'altro giorno quell'attore Elio Germano che diceva accogliamoli tutti, ma lui non sa dove abita Elio Germano, abita nella ZTL, perché nelle periferie torinesi, nelle periferie milanesi, la gente non ne può più, e quindi non è un Però problema di fare la guerra ai poveri. mi pare, Filippo, che il tema sia, siamo tutti, allora, Marco Rizzo mi sembra che sia d'accordo con una parte delle posizioni o viceversa, cioè Futuro Nazionale va su posizioni che Marco Rizzo esprime da un po' di tempo. Giorgio Bianchi dice sì, però tanto come dire, è inutile che ci fidiamo dei partiti, dovremmo noi fare una sorta di rivoluzione antropologica. Esatto. Tu cosa dici delle cose che hai sentito finora? Allora, prima di arrivare al discorso dei partiti, volevo dire una cosa che appunto è probabilmente una differenza molto importante rispetto a quello che penso io e quello che può pensare Giorgio Bianchi. Io non ritengo che queste persone siano migliori di noi. Io non posso ritenere che, voglio dire, sabato al corteo per la remigrazione c'era anche, non voglio fare una cosa, dire una cosa populista, ma anzi è veramente molto umana. Però c'era la madre di Pamela Mastropietro. Osenghele non è migliore della madre di Pamela Mastropietro e non è un problema di appunto fare una sparata populista perché io non devo essere eletto da nessuna parte, ma è un problema sentito da No, molte però lui, persone. se posso E permettermi, questo per lui, quanto riguarda i lui ha criminali. detto un'altra cosa, però. Quelli Lui che ha detto vengono a una... lavorare hanno più fame di noi, è vero questo che dice Ecco, Giorgio Bianchi, ecco. è vero. Ma qui se si intende di il valore di una persona, il valore di una persona, visto che siamo sempre accusati di razzismo noi, il valore di una persona. La dignità di una persona deriva dalla natura umana e quindi è universale, e quindi c'è tanto in Europa quanto in Africa. Poi ci sono i meriti personali e probabilmente posso anche dire che una persona che viene da situazioni più disagiate ha più voglia di lavorare di molti europei e ha un senso della famiglia più profondo di quello che hanno molti giovani europei e questo in Europa va ricostruito e non sono però, come dire, disfattista, va ricostruito, dobbiamo ricostruirlo. Questo però, facendo, se dobbiamo fare un discorso politico che riguarda una collettività politica, non gli dà dei diritti maggiori rispetto ai cittadini di una certa nazione. Sarei una persona bravissima che non delinque come altri appunto che delinquono, però con tantissima voglia di fare, però proprio visto anche ciò che diceva Marco Rizzo prima, che ci sono degli squilibri demografici molto pesanti, noi dobbiamo pensare a ricostruire le nostre società, la nostra gioventù e non possiamo pensare di far entrare milioni di queste persone, delinquenti o meno, e sulla realizzabilità politica della cosa, perché poi qui si ritorna. Io penso ancora che gli stati, che le nazioni possano agire in politica, cioè possano prendere delle decisioni serie in politica. Molti di questi discorsi sul fatto che non è realizzabile è la stessa narrativa, direi, alla Draghi sull'euro. L'euro non si può toccare perché è irreversibile. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Il blocco navale non si può fare perché la Meloni l'ha promesso e non l'ha fatto. E guai alla Meloni. Cioè, le nazioni, ma stiamo parlando di nazioni europee, stiamo parlando dell'Italia, dell'Europa. Cioè, vogliamo pensare che l'Italia, che è la prima marina del Mediterraneo, non è in grado di gestire dei flussi di barconi di immigrati? Certo che è un problema complesso che riguarda il lavoro, che riguarda il costo del lavoro,
perché l'immigrazione poi appunto crea l'esercito di riserva che serve anche a sostenere parte dell'economia europea e tutto il resto. Però un provvedimento come bloccare i ricongiungimenti familiari per l'immigrazione legale è così difficile da attuare? Cioè, attualmente gran parte dell'immigrazione legale avviene tramite ricongiungimenti familiari. Una persona viene qui legalmente e legalmente chiama i propri parenti. È così difficile Ma io abrogare un penso di no, dispositivo come penso di no, questo? Filippo, però penso anche una cosa, che quel cambiamento antropologico su cui Giorgio mette, e lo fa, credo, anche da artista, se vogliamo, da grande fotografo, da scrittore, no? È comunque indispensabile. Perché se Beh, poi, cioè, da un certo punto di vista, io quando mi guardo, do ragione a Filippo, però poi dopo quando vedo certo appiattimento mentale, anche certi slogan dappertutto, mi viene male, no? O quando vedo, cioè, gente che va in piazza a gridare all'immigrazione, poi magari non è in grado di sostenere una conversazione sul tema e viceversa, stuoli di ragazzini obnubilati dalle cose che leggono sui social mi fanno pure venire antipatiche delle cause in cui credo, figurati. Voglio sentire Giorgio, poi torno da Marco Rizzo. Allora, diversi punti, cercherò di essere veramente telegrafico. Io non ho assolutamente detto che sono migliori di noi, figurati se io pratico l'autorazzismo. Io sono orgogliosamente italiano, adoro il mio paese, quindi non è una questione di essere migliori o peggiori. Io ho detto che bisogna imparare da loro, che è una cosa diversa. Io ho imparato molto da quella gente perché ho lavorato nel Donbass, ho lavorato con i minatori, ho lavorato con gente che fa una vita dura, ho conosciuto un ragazzino che a 8 anni si prendeva la sua biciclettina, si caricava un sacco da 50 kg di carbone e la metteva sopra e la riportava a casa spingendo, che si arrampicava sulle cataste del materiale di risulta delle miniere e raccoglieva il carbone per riscaldarsi d'inverno, sapeva curare l'orto, sapeva prendere una gallina, tagliargli la testa, eviscerarla, spennarla e cucinarla, dava da mangiare ai maiali, accudiva sua sorella e quando cominciava la scuola era felice perché si poteva riposare. Questa gente non è un caso isolato, sono tantissimi, è gente dalla quale noi dovremmo imparare il sacrificio e tanta di quella gente che segue le vostre iniziative, sta là, non è responsabile, non è responsabilizzata, cerca il salvatore della patria perché non è in grado di fare la rivoluzione dentro se stessi. E non è un discorso filosofico questo, attenzione, perché come ha detto giustamente Francesco, ci vuole un cambiamento antropologico. Il cambiamento antropologico deve partire da dentro. Io ho fatto con un incontro con un gruppo di ragazzi, saranno stati una cinquantina, di età tra i 18 e i 25-26 anni, definiti dai media di estrema destra, un circolo storico romano ben conosciuto a via Ottaviano, no? Io non ho nessun problema andare a parlare con estrema destra e estrema sinistra, perché io penso che le idee debbano circolare ovunque. E io ho detto a quei ragazzi che e loro si aspettavano una lezione di geopolitica, la Siria, l'Iran, il Libano e quant'altro. Io ho parlato solo di famiglia, ho parlato solo di vera rivoluzione. Oggi l'atto politico prima di fare le manifestazioni, prima di sognare le migrazioni, oggi l'unico atto veramente politico è mettere su una famiglia. Mettere su una famiglia, perché è la strategia. Questo paese nel macro e nel micro non ha più una strategia, il paese non ha strategia, quindi non ha visione a lungo termine e il singolo individuo non ha strategia, non ha visione a lungo termine, perché la prima strategia che dovrebbe avere un individuo è quella di mettere su la famiglia, poi tutto il resto è la tattica che ti consente di realizzare la strategia. Oggi si confonde la tattica con la strategia, il lavoro che dovrebbe essere un mezzo per compiere la strategia è diventato il fine delle persone. Io torno a dire, se gli immigrati domani sparissero dalla faccia dell'Italia, dalla faccia della terra, noi non sapremmo comunque che fare. La gente non saprebbe comunque che fare. Tu vai nelle scuole, non so se ci vai, Filippo, nelle scuole o nelle università, chiedi ai vostri ragazzi quanti di loro vorrebbero mettere su una famiglia, quanti di loro vorrebbero avere dei figli. La risposta è l'1-2% e non è che gli dico mettere su una famiglia domani, gli dico nell'arco della loro vita, diventare padri di famiglia, madri di famiglia, diventare i genitori, diventare responsabili, perché a quel punto tu scopriresti che le donne a 35 anni i figli non li possono più fare. Quindi questa società signorile di massa non è più consentita, non è sostenibile, perché noi siamo 60 milioni e fra qualche anno saremo 40 milioni. L'età media degli italiani è 48 anni e mezzo. Ma dove vai con un paese del genere? Di che cazzo state parlando? L'immigrazione
non remigrazione. Questo paese va rimesso in piedi da forze nuove, e queste forze nuove sono quei giovani che si devono mettere in testa, che si devono responsabilizzare, che devono reimparare i mestieri, devono reimparare il valore del sacrificio, dell'obiettivo. È lì che tu edifichi un paese, dal mattone fondamentale che è la famiglia. Lo dice uno che non è cattolico, non è bigotto, non è un provida, non gliene frega niente. L'analisi di base è questa. L'assimilazione di cui parlava Marco Rizzo, i primi che non ti fanno assimilare è l'impero. L'impero non permette ai vassalli di assimilare, perché nel momento stesso in cui tu assimili, l'impero si domanda: assimili perché mi vuoi fare la guerra? È evidente che l'immigrato è un elemento di destabilizzazione di un paese, è evidente che il processo di immigrazione è un processo voluto dall'impero per destabilizzare, ed è appunto per questo che la bussola deve essere l'anti-imperialismo, che fa il paio con l'antisionismo, cosa che fa venire i brividi a tutti i nuovi partiti di destra, e non capire che Israele è il 51esimo stato degli Stati Uniti, e i primi che genera destabilizzazione, i primi che non consentono l'assimilazione, i primi che radicalizzano sia gli autoctoni che gli alloctoni sono l'impero attraverso internet, perché vogliono la guerra civile a bassa intensità, perché dalla guerra civile a bassa intensità passerà la militarizzazione della società. Io questo ve lo metto per iscritto. Quindi o ci mettiamo in testa di evolverci, di diventare adulti e ritornare indietro a quello che ha mosso la storia per milioni di anni, vale a dire i propri valori, la propria identità, la propria tradizione, non trasmessi per via dello Stato, ma trasmessi per È via chiarissimo, Giorgio. familiare. Marco Rizzo, hai sentito cosa dice Giorgio Bianchi? Io condivido alcune osservazioni da dove ripartire. Io sinceramente penso sì, che la famiglia da sola non basta. Mi permetto di dire una mostruosità. Tutte queste belle cose, ci dimentichiamo sempre di un pezzo, forse qui Filippo Deida mi aiuterà, verrà nella mia direzione. La famiglia da sola non serve se non c'è un pilastro che la tiene in piedi, se non è illuminata dalla grazia, diciamo così, no? Perché tutto il resto, tu puoi anche fare dei figli, però se quei figli sono stronzi, allora non so come dire, no? Cioè, di cretini è pieno il mondo, e vorrei evitare di mettere degli altri. Adesso io l'ho riportato un po' sulla terra. Il punto è cosa ti spinge? Cioè, noi abbiamo l'Europa ha prosperato finché era un'Europa cristiana, diciamoci la verità. Poi dopo uno può anche dire il mondo socialista è prosperato finché aveva una grande fede. Secondo me, se posso, perché anticipo Sì. una possibile cosa di Rizzo. Ehm, cioè, il punto è che è un et-et, cioè, e non un out-out. Il discorso che faceva prima Giorgio Bianchi sulla famiglia, la ricostruzione dell'identità, eccetera, io lo sposo in toto, però non capisco questa sua avversità nel dire: e quindi se non facciamo delle belle famiglie identitarie, numerose, con la gente che si fa il mazzo, la politica No, è lui dice, inutile ed è sai cosa inutile scendere in dice? strada l'immigrazione. Mi permetto di Perché questo tradurre. processo, scusami, Sì, chiudo, finisci. è ovviamente di ricostruzione morale, identitaria, nazionale, demografica e tutto quello che si vuole. Giustamente non si farà in un attimo, secondo me è necessario farlo immediatamente, ma non si farà in un attimo. E se in quell'attimo ci saremo trovati qualche milionata di fratelli musulmani in casa, poi gestire la situazione sarà più difficile. È chiaro. In conclusione, Marco Rizzo, credo che quello che dice Giorgio Bianchi, la provocazione che mette è sostanzialmente: concordo che bisogna rifare questa Europa, concordo che bisogna salvarsi, serve un cambiamento personale, non mi fido dei partiti, perché poi alla fine della fiera trovo sempre un sacco di gente e lo noto anch'io, vedo un sacco di gente che si fa il mazzo anche nel mondo cosiddetto di dissenso, dell'identitarismo, della critica. Poi però spesso, e lo dimostra anche un po' come è finita certa parte del mondo del dissenso, poi quello che succede è che qualcuno vuole la poltrona, gli altri fanno un po' di slogan e finisce così. Ma insomma, Bianchi mi sembra un po' sui generis, dice delle cose giuste, siamo tutti d'accordo sul fatto che oggi la famiglia è un bastione economico di stato sociale. Se non ci fosse la famiglia ci sarebbero 8 milioni di poveri in più, ma il suo appello è un po' a metà strada tra il grillismo e gli Hare Krishna. Cioè, cosa vuol dire? Bisogna ricostruire da noi stessi, la rivoluzione la facciamo prima dentro di noi. Tutte le rivoluzioni del mondo, tutte,
fossero partite dal fatto che si faceva la rivoluzione nel proprio interno, non sarebbero funzionate, non ci sarebbero state. C'è la politica. Quando uno dice la cultura, ma la cultura è lotta, non è individualità. La cultura significa mettere assieme delle idee, delle teorie e renderle fruibili per milioni di persone. Perché se noi spieghiamo alla gente che ognuno deve farsi i cazzi propri e deve farsi la sua famiglia, evviva! Ma chi è che lo propina? Tu puoi avere ad esempio la scuola che parla di quello. Oggi la scuola parla del terzo bagno, degli LGBT, di tutte queste stronzate. E quindi è chiaro che la scuola va in un'altra direzione, può essere la cultura. Trovate un film come Amici miei oggi, 30 anni fa era un capolavoro, oggi non può uscire un film come Amici miei, fatto da Monicelli, perché ci sono delle battute che non sono politicamente corrette. Quindi la cultura, il cinema, la scuola e poi l'economia, perché c'è un tema enorme. Tu non puoi dire che viva la famiglia, ma se poi non hai delle politiche per la famiglia, per i figli, per gli asili nido, per la parità, quella vera, delle donne che devono andare a lavorare, però non devono lasciare i bimbi in mezzo alla strada e non possono arrivare in un asilo nido che, diciamo, dal punto di vista della collocazione sociale viene preso tutto, gli accessi sono tutti per i migranti perché o hanno redditi più bassi, esercito industria di riserva, oppure non pagano le tasse. Lo sapete che i migranti, dato Istat del 2024, i migranti regolari hanno mandato 8 miliardi di euro di rimesse? È giusto, sono lavoratori, ma come fanno a risparmiare 8 miliardi di euro? È il 40% della legge finanziaria. Risparmiano perché utilizzano il nostro Stato sociale. Allora la politica, certo che c'entra la politica. Ma come fa? Bianchi parla, come dire, noi non dobbiamo mischiare, come dire, le idee della filosofia con la politica per i grandi numeri. Perché adesso non so come dirti, tu hai parlato prima anche di cristianesimo, di famiglia. Io sono d'accordo che la spiritualità sia un elemento importante oggi, perché dal cristianesimo è nato anche il socialismo. Quella è la nostra storia, è la storia europea. Quindi è chiaro che Sì, su questo è se vero, tu mi non chiedevi bisogna 40 fare... anni fa di togliere il crocifisso, io dicevo in virtù dello Stato laico posso anche togliere il crocifisso, ma se me lo chiedi adesso io ti dico lo metto il crocifisso, perché oggi lo tolgono non in virtù della laicità dello Stato, ma in virtù del fatto che c'è un'altra religione che si chiama Islam che ci chiede di non avere il crocifisso, ma è reciproca questa cosa. Andate voi alla Mecca, no? Col crocifisso. Vedete che bel giretto vi fanno fare. Ma No, ma quindi io sono d'accordissimo su questo. il tema è politico, solo che certo c'è una politica, però non è che tutta la politica è uguale. Poi anche sta storia, scusa. Io ho visto mio padre, sembra che, come dire, il culo se lo sanno fare solo quelli che arrivano coi barconi. Buh. Mio padre ha lavorato gli ultimi 20 anni della sua vita prima di morire di tumore, 8 ore alla Fiat e 5 ore in una carrozzeria. Io ho imparato da lui. Io so fare i tacchi alle scarpe, non so se Bianchi sa fare i tacchi alle scarpe. So aggiustare i rubinetti, so aggiustare le serrande e so anche fare a botte, visto che non voglio... Questo sì. Io non so fare niente, però mio nonno era minatore in Belgio. Io di terza generazione non so fare niente. Esatto, sono discussioni un po' del cazzo, scusate. E quindi non voglio che entrino gli altri perché sennò è un casino, io non so fare niente. No. Adesso no, io non voglio fare perché poi Filippo, sei stato arguto. Riprenderemo il discorso con Giorgio Bianchi. Adesso non voglio che sia... Sei stato arguto. Non voglio che diventi una cosa contro Giorgio. Giorgio, secondo me Giorgio la prende da un punto di vista diverso, cioè la prende da un punto di vista appunto, come dire, anche sentimentale, romantico in fondo, no? E fa bene a spingere anche per una rivoluzione interiore, un cambiamento, un modo antropologico, no? E che però non può andare di pari passo, come diceva Deida, con l'aspetto, gli manca politico. Io personalmente, guardate, adesso ci dobbiamo fermare. Io personalmente, come dire, non sapendo fare nulla, sono per l'immigrazione,
ma faccio anche il giornalista, che come diceva qualcuno è sempre meglio che lavorare, per cui qui per cui vediamo, no, mi guardo bene dall'imparare dagli altri. Detto questo, penso anche, adesso ne sorrido, penso anche che però sia vero, delle volte quando vedo certi politici di destra, della sinistra non parlo perché dei morti non si parla mai male, ma quando vedo certi politici di destra fare grandi proclami e poi non avere magari aperto mezzo libro della grande cultura di destra o dire i nostri valori e non sapere quali sono, ecco, anche quelli mi fanno venire il latte alle ginocchia. Però è verissimo che la politica non è tutto uguale. Dobbiamo riprendere, questo è solo il primo pezzo di un grande dibattito che vorrei fare, che secondo me è molto profondo e molto interessante. Ringrazio di cuore Marco Rizzo per essere stato con noi, ringrazio di cuore Giorgio Bianchi, ringrazio di cuore Filippo De Ida. Grazie. Lo riprenderemo e se volete commentate, scriveteci, suggeriteci altri temi da affrontare e una possibile prosecuzione in questo discorso. Se non sapete fare niente, guardate, è facilissimo, cliccate sotto, vi iscrivete al canale, quello riescono a farlo tutti, persino io. Alla prossima. Grazie. Ciao.